Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno e il bentornato nei nostri studi a Mauro Capozzella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e grazie dell'invito e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, lei è consigliere regionale, quindi per la prima volta, no, al primo mandato, si sta occupando un po' di tutti quelli che sono gli argomenti, i temi caldi, dalla sanità regionale alla riforma degli enti locali, però con lei vorrei partire un po' da un altro discorso di cui si parla molto oggi, proprio un po' su tutti i giornali, anche alla radio, in TV, le piazze, la piazza di Roma, la Lega, la piazza del Nottav a Torino, la piazza di Parigi, quindi quello che sta succedendo a Parigi. Vogliamo fare un po' un parallelo, un paragone, insomma, tra queste tre realtà importanti. Ma sì, indubbiamente questo qui è stato il fine settimana delle piazze, questo è indiscutibile, e quindi, come ha detto lei, c'è stata la piazza di Roma dove la Lega ha chiamato il suo popolo. C'è stata la piazza di Torino, dove trasversalmente chi è contrario al TAV si è riunito a Torino, e poi in via del tutto così atemporale e spaziale c'è stata anche ci sono le varie piazze di Francia, fra cui appunto quella di Parigi. Io, se così di primo acchito posso fare un'analisi di queste piazze, direi che il popolo della Lega si è ritrovato a Roma in maniera molto ordinata e pacifica, mi permetto di dire, e la stessa cosa è successa al di là probabilmente anche di quello che lo stesso ordine pubblico poteva pensare, le forze dell'ordine pubblico potevano pensare. Anche a Torino si è radunata una piazza incredibilmente pacifica e direi anche propositiva, cosa che non si può dire, diciamo, in Francia, a Parigi, anche perché da quel che si sente e si legge, la Francia tutta è messa a ferro e fuoco da ben 40 giorni. Quindi c'è una Francia che ribolle di protesta, mentre qui in Italia ci sono delle piazze che rivendicano la loro identità in certi casi e che in altri casi portano una proposta molto compassata e composta. Quindi questa è la realtà della situazione attuale. E questa è la differenza, la grande differenza, no? Sì. Tra la situazione italiana e quella francese. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, Bruno qua. Buongiorno Bruno. Buongiorno al consigliere 5 Stelle. Buongiorno. Ecco, diciamo che qui le piazze italiane ricercano la propria identità, mentre le piazze francesi combattono per i propri diritti, all'epoca come faceva, no? Perché era una tradizione della rivoluzione francese. Combattendo sapevamo dopo come che si finì, no? La questione della rivoluzione francese, quindi loro combatti e noi cerchiamo un'identità, quindi c'è una differenza, no? Loro ha un pochettino di orgoglio combattivo, diciamo, no? Perché nella politica la politica è una lotta, no? Una lotta, e loro sta facendo una lotta, e adesso noi cerchiamo di che senso siamo. Ecco, allora volevo solo dire questo. Allora, Di Maio ha detto che venivano fatti i centri per l'impiego, e gli ha detto che lui è in contatto con l'Università del Mississippi, che si trova negli United States, e dove che loro gli ha proposto una figura del navigator. Ecco, allora lei che le 5 Stelle che le gamano in pasta, allora in questi centri per l'impiego avremo una figura professionale che si chiama navigator. Ecco, non so cosa significa in italiano, forse è un emulo di Cristoforo Colombo, no? America, ecco, dove che avrà il compito di assistere i disoccupati, no? E di metterli. Quindi adesso abbiamo un nuovo navigator.
e sarebbe interessante sapere che figura professionale e quanti soldi sarà questo qua nell'organico del questi qua i centri per l'impiego, che figura apicale spiega darà, non so, sarà direttore, navigator, dopo sarà forse un nostromo, oppure, ecco, grazie, saluti e arrivederci. Grazie Bruno, buona giornata a lei. Allora, io trovo l'intervento di Bruno estremamente simpatico, è vero, infatti, però è anche ricco di spunti. Parto, diciamo, dall'inizio della telefonata. Ha detto appunto che in Francia protestano per i propri diritti e qui invece ci sono state, come abbiamo detto prima, delle piazze che rivendicano in certi casi la loro identità. Allora, questa cosa qui è vera perché in questo momento, probabilmente in questo momento particolarmente intricato, le piazze in Italia, perlomeno quelle che si sono radunate questo fine settimana, non c'è protesta, non c'è violenza, non c'è contrapposizione. Perché queste piazze, in queste piazze c'è la richiesta, ci sono delle richieste, da una parte di identità, dall'altra di non fare molto più esplicitamente il TAV. E non c'è quindi la contrapposizione, l'antagonismo, perché dentro il Parlamento in questo momento ci sono delle forze politiche che stanno accogliendo queste istanze, che sono proprio il frutto di queste istanze. Ecco perché oggi la piazza da noi in Italia non è contrapposizione, proprio perché questa piazza e le istanze di queste piazze sono in Parlamento e quindi le forze politiche che sono in questo momento maggioranze, che si sono coagulate attorno ad un contratto di governo, stanno portando avanti queste istanze. Capito. Quindi alla piazza non è necessaria la contrapposizione e men che meno la violenza, cosa che evidentemente non succede in Francia. Infatti la violenza e la forza con cui i cittadini francesi si stanno opponendo a questo governo è perché molto probabilmente questo governo sta facendo delle politiche che non aggradano la piazza e soprattutto il ceto medio, da quello che ho letto. Per quanto riguarda poi la seconda parte dell'intervento di Bruno, che riguarda i centri per l'impiego. Esatto, ed è un argomento sul navigator. Il navigator. I centri per l'impiego sono un argomento importantissimo, sono diciamo l'architrave, un vero e proprio architrave strategico nella politica di reddito, nel programma di reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. Infatti saranno proprio i centri per l'impiego coloro che maggiormente dovranno sorreggere la politica contenuta nel reddito di cittadinanza. E saranno fondamentali. Perché saranno fondamentali? Innanzitutto la proposta che il Movimento 5 Stelle in Parlamento e dal Governo deve portare avanti è una proprio riforma complessiva dei centri per l'impiego. La selezione del personale è ormai talmente importante da essere assurta a vera e propria scienza. Di conseguenza noi dobbiamo ridurre o eliminare totalmente l'improvvisazione. Per ridurre l'improvvisazione nel mettere in contatto chi cerca lavoro e chi offre lavoro, naturalmente è importante introdurre delle figure professionali molto specializzate, soprattutto specializzate nel formare coloro che cercano lavoro o lo ricercano, perché uno degli aspetti fondamentali dei centri per l'impiego e del reddito di cittadinanza è riuscire a ricollocare delle persone che sono uscite dal mondo del lavoro e che oggi, per le competenze che hanno o non hanno, trovano fatica ad avere una risposta a tornare nel mondo del lavoro. Per fare questo, e questo è di fondamentale importanza, è necessario inserire
nei centri per l'impiego, ristrutturandoli, delle figure altamente professionali che, ripeto, formino le persone e sappiano soprattutto cogliere quali sono le loro attitudini. Uno strumento fondamentale che verrà introdotto nei centri per l'impiego, così questa new generation di centri per l'impiego, sarà il bilancio delle competenze. Il bilancio delle competenze è un argomento che dovrà diventare centrale per tutti coloro che offrono il proprio lavoro, la propria professionalità, le proprie skill, come si dicono oggi, e dall'altra parte dovranno esserci delle figure professionalizzate in grado di catturare, capire i profili che gli vengono proposti e appunto le skill che vengono proposte, in modo da riuscire a creare l'appuntamento perfetto, l'incontro perfetto tra chi cerca lavoro e chi offre lavoro. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, magari approfondiamo proprio questo discorso sui centri per l'impiego, perché oggi fra l'altro c'è anche sul Corriere l'interessante data room di Milena Gabanelli che tratta proprio questo argomento, poi magari leggiamo anche un pochino di questo articolo. Allora, a fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, lo ricordo ancora una volta, siamo in compagnia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Mauro Capozzella, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, e c'è un'altra telefonata, allora la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Eccoci, buongiorno. Buongiorno. A lei. Yeah. Francesco Ferfoglia, ho sentito bene? Mulo de Gita e de Barca. Mulo di Gita e de Barca, benissimo. Ho fatto il nautico e nelle mie varie peregrinazioni lungo il Mississippi sono stato a New York. Sono stato a New Orleans e a Baton Rouge. Per cui ad un certo momento riferimenti ai navigator dovessi conoscerle, però non ne ho sentito mai parlare, se non in maniera molto umoristica in questa trasmissione. Comunque, siccome bisogna sdrammatizzare il tutto, al suo simpatico ospite voglio dire delle cose che mi hanno impressionato la settimana scorsa, e che dovrebbero far riflettere il lungo applauso che ha avuto il Presidente della Repubblica per Sant'Ambrogio all'inaugurazione della Scala, 20 minuti, cosa mai successo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo momento la gente, il cittadino, ha bisogno di un punto di riferimento serio, cosa che non troviamo nella classe politica, purtroppo. Perché ad un certo momento si parla molto, si chiacchiera molto, e di cose veramente concrete se ne vedono poche. Allora, mi riferisco, a proposito della sistemazione. L'altra sera ho ricevuto da Roma la telefonata di un mio nipote, triestino dalmata romano, al quale ho chiesto: ma qual è il vostro problema? Lui ha un'attività meccanica. Mi ha detto: non troviamo operai. A Roma non trovano operai. Da Padova un mio amico che ha un'attività in un'industria grafica mi ha chiesto: mi trovi una ventina di operai che sappiano fare qualcosa? Cioè, ad un certo momento si parla di provvidenze per i disoccupati quando non abbiamo neanche la forza lavoro da poter sistemare nella maniera giusta. Signori, Pasquino l'altra sera ha detto che non abbiamo casini in Italia perché l'opposizione sta bene. No, l'opposizione in Italia l'abbiamo al governo. Pasquino l'ha detto, per cui ad un certo momento il governo non può operare contro se stesso. Signori,
viva Trieste, viva l'Italia, viva l'Europa e viva Roiano, sempre. Grazie Francesco Ferfogli e buona giornata. Allora, anche questo un intervento insomma, un po' complesso e anche in qualche modo spiritoso, no? Sempre così un po' all'insegna della leggerezza, che però pone dei temi anche forti, no? Si inserisce poi in quello che stavamo dicendo prima sulla difficoltà a far coincidere le capacità personali con il posto di lavoro, e dice a Roma non trovano operai nella meccanica, operai grafici a Padova ad esempio, insomma si leggono queste notizie, no? Io potrei dare lavoro però l'imprenditore non trova i profili giusti, c'è anche questo aspetto, questo lato della medaglia. Sì, è verissimo. Innanzitutto mi associo al pensiero di Francesco relativamente al Presidente della Repubblica, è vero. Il Presidente della Repubblica è una figura super partes indispensabile, riconosciuta non solo sulla Carta Costituzionale ma anche dal popolo, e noi dobbiamo tenerci stretta questa istituzione, che è l'istituzione più alta che noi abbiamo dopo la bandiera tricolore, e dobbiamo fare in modo che le forze politiche, che è giusto si confrontino anche aspramente nei luoghi naturalmente della democrazia, non portino mai giù dal suo scranno elevato la figura del Presidente della Repubblica, ma che rimanga una figura di garanzia non solo per le forze politiche ma per tutti i cittadini. Quindi mi associo, diciamo, a questo pensiero di Francesco. Il pensiero di Francesco poi è calato nuovamente sulla realtà e quindi sul mondo del lavoro. Sì, non è la prima volta, anzi, che riscontriamo da parte del mondo del lavoro l'impossibilità di trovare delle figure. E in che senso? Noi riteniamo che queste figure che cerca il mondo del lavoro non siano più operai generici, parliamo diciamo del mondo della produzione, non siano più degli operai generici ma siano anzi operai altamente specializzati. Effettivamente produrre operai altamente specializzati e quindi di fatto dei tecnici, del personale atto a conoscere i pannelli di controllo piuttosto che l'automazione. Si è anche parlato moltissimo e giustamente di Industria 4.0, quindi dell'automazione, però laddove c'è innovazione tecnologica e anche quindi di conseguenza tradotta, declinata nel campo della produzione in automazione vera e propria, è altrettanto indispensabile condurre questa innovazione anche nella formazione di nuove figure professionali in linea e quindi nei luoghi della produzione. Questo noi ci siamo accorti che non è avvenuto. Quindi al di là di giustissime politiche finanziarie e di leva fiscale che si sono tradotte appunto in Industria 4.0 o super ammortamento, questo è vero, sono politiche che noi apprezziamo, tuttavia a pari passo di queste politiche che hanno spinto, hanno dato il turbo all'innovazione nel mondo della produzione, non c'è stata un'altrettanta velocità nel creare, nel produrre delle figure professionalizzate che potessero, diciamo, condurre e guidare, essere inserite fin da subito in questo mondo a cui è stato dato il turbo, quello proprio della produzione. È un gap ovviamente che questo governo deve assolutamente sopperire, dando forza e vigore alla formazione professionale. Questo è un fatto ed è uno, tra l'altro, dei punti centrali, come parliamo da tempo ormai, dei centri per l'impiego.
Chiarissimo, quindi poi ci torniamo sopra perché spesso la critica che si fa appunto al provvedimento, si sente parlare di reddito di cittadinanza, a uno viene in mente subito la misura assistenzialista, no? Questa è la critica principale, quindi chiariremo meglio ancora nel corso della puntata, ma adesso c'è un'altra telefonata, allora la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Bruno. Ancora qua. Bruno, buongiorno. Pronto? Nuovamente buongiorno. Ecco, volevo dire che noi qua in Italia, oltre che i centri per l'impiego, abbiamo anche le agenzie private di collocamento, no? Quindi abbiamo le agenzie private di collocamento dove che le ditte pesca per i propri quadri, o esempi no? Adesso abbiamo i centri per l'impiego, allora lei la dice che i centri dell'impiego bisogna assumere questi navigator che devi essere altamente professionali, quindi devi essere psicologi, psichiatri, essere formati nel campo economico, finanziario, industriale, eccetera. Quindi lei che lavora nella pubblica amministrazione, la domanda seria che ho detto, che paga se che darà a queste persone che ha tutte queste competenze? Quindi un centro per l'impiego, quanti di questi navigator darà per formare, non so, un navigator, quanti formerà? Quindi sarà specialista, non so, in idraulica, in edilizia, in quello, in quell'altro, cioè stai creando un ministero, no? Perché questo dal punto di vista amministrativo si sta creando un ministero perché avrà bisogno di un quadro organico che costerà miliardi, no? In tutta Italia, ecco. Oltre che avere le agenzie interinali, quindi le due, il non plus ultra sarebbe che tutti chi che cerca impiego passi per le agenzie di collocamento e quindi dovessi passare tutti imprenditori, pubblici, esercizi, pubblici, Stato, comune, provincia, eccetera. Quindi dovesse essere un centro unico dove tutti chi che vuole andare a lavorare deve andare là a dare il proprio curriculum e dopo di là fare, no? Quindi dovesse appropriarsi lo Stato di sta roba, no? Ecco. Però adesso in Italia che abbiamo mezzo Stato e mezzo privato, eccetera, eccetera. Dopo lei che l'ha detto qua, cioè noi sappiamo qua in Italia, e la sa, vediamo oggigiorno, che il bilancio non bilancia. E abbiamo visto adesso solamente perché il bilancio non bilancia, sulla schiena dei italiani abbiamo già 50 o 60 miliardi di interessi passivi su una finanziaria che non si sa ancora come che le è. E adesso per i centri per l'impiego, per l'assegno, quella eccetera, abbiamo già sbassato 2-3 miliardi. Quindi adesso le piazze, oltre che cercare un'identità, sta cercando anche di capire come che sarà la finanziaria e vedere se l'assegno per quella sarà di 700, di 400. Adesso se gioca i dati non si sa come che è, perché bisogna vedere l'Europa cosa che gli dice di fare. Quindi le promesse sono un conto, l'attuazione è un'altra e i centri per l'impiego dal punto di vista burocratico la vedo assai dura. Grazie. Grazie Bruno, buona giornata. Allora, non è ottimista come spesso accade. Beh, allora in questo caso ritengo indispensabile informare Bruno, ecco. Nel senso che lui ha parlato di centri per l'impiego e ha parlato anche di agenzie per il lavoro interinali. Allora private, no? Sì. Dobbiamo informare Bruno in questo senso, caro Bruno, che in Italia ci sono più di 800 centri per l'impiego che contemplano quasi oltre 8.000 impiegati nei centri per l'impiego e sono appunto una struttura statale. Qui in Friuli Venezia Giulia hanno competenza regionale, addirittura ce ne sono 18. Quindi lo Stato ha questa struttura che dovrebbe mettere in relazione la domanda di lavoro con l'offerta di lavoro. Solo che proprio perché non funziona questa struttura, sono nate in Italia le agenzie per il lavoro interinale, che tra l'altro sono anche sovvenzionate dallo Stato. Ora, qual è la cosa, il paradosso? Il paradosso glielo spiego, signor Bruno, con una specie di esempio, con un'allegoria.
È come se lei, Bruno, avesse una macchina, un'automobile, che non funziona bene e la tiene in garage e per spostarsi utilizzasse un taxi che la porta dove vuole. Il suo costo a questo punto è doppio, perché una macchina inutilizzata in garage costa, certo, e nel frattempo lei è obbligato a utilizzare un taxi che costa per ottenere, diciamo, il suo obiettivo, cioè farsi portare da qualche parte. Qual è invece l'obiettivo di questo governo? Obiettivo annunciato: mettere a posto la macchina in garage che non funziona, cioè mettere mano nei centri per l'impiego, capire cosa c'è che non funziona e farli funzionare. È chiaro che ci vuole un certo tipo di investimento. Ci vuole un certo tipo di investimento e i soldi in finanziaria per questo investimento sono già stati postati, ecco, come si dice tecnicamente. Qual è l'obiettivo quindi di questo governo? Far funzionare i centri per l'impiego, quindi inserire, immettere in questi centri per l'impiego delle professionalità che permettano, come è stato detto prima, di capire, di profilare tutte le persone che entrano dentro i centri per l'impiego a cercare un lavoro e riuscire a trovare un appuntamento perfetto tra chi ha un certo profilo professionale e delle attitudini umane con tutte le aziende che cercano quel tipo di professionalità, sì, ma anche quel tipo di attitudine da un punto di vista umano. Scherzando, e l'ho trovato una provocazione del signor Bruno parlava di psicologi o psichiatri e io non ci scherzerei troppo, nel senso che lo psicologo del lavoro esiste da tempo, ci si laurea in psicologia del lavoro e dentro le materie di studio di quella laurea specialistica, tra l'altro che io trovo molto interessante, c'è proprio il riconoscimento di quelle che provengono da una parola anglosassone che si dice skill e che non ha facile traduzione in Italia. Ma lo psicologo del lavoro deve avere l'abilità di individuare nelle persone non solo materialmente i loro profili professionali, ma anche le loro attitudini, per fare in modo che queste persone non trovino semplicemente un lavoro che poi riconoscono non essere il loro e quindi lo lasciano o ne trovano un altro, oppure l'azienda stessa capisce che la persona che ha assunto non era la persona che cercava, quindi deve lasciarla per cercarne un'altra. Si cerca appunto di individuare la persona con la professionalità, ma soprattutto con l'attitudine a fare un determinato lavoro, proprio perché il mondo del lavoro globale e anche globalizzato è diventato un ambiente estremamente sofisticato dove difficilmente ci si può ancora improvvisare. Ecco, poi parleremo ancora appunto dei fondi messi già a bilancio, diciamo così, proprio per realizzare tutto questo. Volevo ancora così tornare sulla data room di Milena Gabanelli sul Corriere, che oggi proprio casualmente titola Centri per l'impiego perché non funzionano, e affronta un po' tutti questi i discorsi che stavamo facendo adesso. Insomma, dice su 5 milioni di poveri il 70% non è in grado di lavorare, tutti transitano dagli uffici di collocamento che però non comunicano tra loro e con le aziende, e quindi indica 10 cose da fare secondo lei, insomma secondo questa analisi, per rilanciarli partendo subito. Servono 2 anni, dice Gabanelli sul Corriere, ad esempio una banca dati unica, fornire un servizio vero alle imprese, stop alle incombenze burocratiche. Anche questi sono aspetti di cui tener conto, no? Perché in Italia sappiamo che la burocrazia uccide un po' tutto, no? Anche questo è un grosso problema da eliminare. Beh sì, io devo dire la verità che questa cosa della burocrazia ha trovato molto più seducenti e attrattive le agenzie per il lavoro interinale, perché le agenzie per il lavoro interinale, oltre a proporre il candidato all'azienda, gestisce anche un po' quella che è la burocrazia in back office, come si dice, cioè la vera e propria contrattualistica. Questo plus, questo
enorme margine di guadagno dato alle agenzie per il lavoro interinale è determinato proprio dal fatto della selva di contratti, selva di contratti in essere, e devo dire il Jobs Act di Renzi ha dato proprio un grossissimo impulso alle agenzie per il lavoro interinale, proprio per la variegata e variopinta possibilità di contratti da somministrare. Nelle intenzioni doveva semplificare. Nelle intenzioni doveva semplificare. Doveva, anzi ridurre, no, il numero di contratti, se ne parlava all'epoca. Esattamente, in realtà con la modalità proprio del Jobs Act insita dentro quella legge si sono fatti moltissimi contratti, anche giornalieri, quindi somministrando lavori anche giornalieri o comunque per brevissimo periodo, perché quello era contenuto in quella legge, le agenzie per le agenzie per il lavoro interinale naturalmente ne hanno beneficiato, perché si propongono come servizio, come service nella gestione della contrattualistica. Quindi il governo, e soprattutto diciamo dalla parte del Ministero del Lavoro e delle attività produttive, quindi con il ministro Di Maio, la prima cosa che ha fatto, il primo intervento legislativo che ha fatto con il decreto dignità è stato intervenire nella contrattualistica. Intervenire nella contrattualistica e quindi fermare questa selva di contratti, di queste reiterazioni anche quotidiane, che poi molto probabilmente nascondevano anche un certo modo di fare impresa forse non lineare, e mi fermo qui. È intervenuto con il decreto dignità sulla contrattualistica e ha cercato di sancire un fatto. Tu impresa che reiteri i contratti a quel soggetto, ma ne hai bisogno o non ne hai bisogno? No, perché se tu ne hai bisogno, assumilo. È chiaro, chiarissimo il discorso. Allora, una telefonata la sentiamo immediatamente. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono signora Graziella. Graziella, buongiorno. Volevo precisare che l'altra volta era presidente Federico su Tele4. Sì. Che un telespettatore andava in diretta dicendo riguardo del sostegno del reddito. Lui ha risposto, il Presidente poi ha risposto ai telespettatori dicendo che i soldi ci sono, che devono aspettare tutto da Roma, ecco, di quella della mia. Il giorno dopo pare che era anche una manifestazione del mia in piazza Unità, sì. Dicendo, qui che era su Tele4, su Telegiornale, anche stamattina ho guardato la replica, che dicendo che quel sostegno del reddito del mia non ci saranno neanche un soldo. Adesso volevo sapere, chi dice vale? Al Presidente o quel che ha detto per la... anche sul Gazzettino, perché qua noi siamo cavolati, incazzati, perché il sostegno del reddito serve almeno per pagare le bollette e per ciò qualcosa del mangiare. Adesso qua in Piazza Unità il prossimo anno sarà un casino, perché tutti quanti andranno in Piazza Unità sotto della regione del Fedrino a dire come per questa storia. Uno dice una roba, uno dice l'altra, noi siamo incazzati. Poi c'è un'altra cosa, riguardo del lavoro, mi sono messa come un'invalida civile, capisci, che avevo già 85% a quell'epoca nel 1988, fino a quando avevo 57-58 anni. Non mi hanno mai chiamato al lavoro come invalida civile. Non stiamo ciappare in culo per la gente dicendo sì, che l'ufficio lavoro deve dare lavoro alla gente che va su per non c'è lavoro purtroppo, perché li dà soltanto chi che dà la busta paga e sotto il sedere ai dipendenti o ai direttori, perché quasi tutti quanti che beccano il lavoro anche se non sa studiare niente. Se gente studiava non hanno lavoro, come i medici non hanno lavoro, fanno i lavori disastrosi, ecco, fanno lavoro che non hanno la loro competenza.
Ecco, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei e grazie della telefonata. La signora è piuttosto arrabbiata per la sua situazione, evidentemente anche lei insomma, aspetta il sostegno al reddito. È vero, c'è stata la scorsa settimana questa manifestazione per quanto riguarda la misura regionale, non la mia, e c'è stato anche l'intervento del Presidente Fedriga. Ne parliamo subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. A fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, siamo sempre in compagnia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Mauro Capozzella e sta rispondendo alle vostre telefonate. Prima della pubblicità una signora ha telefonato piuttosto arrabbiata per l'attesa, no, del provvedimento di sostegno al reddito, la mia in particolare, poi insomma, prefigurava possibili manifestazioni, un po' di rabbia popolare, no, se non si dovesse risolvere questa situazione. Che cosa si sente di rispondere alla signora insomma, che chiedeva informazioni sullo stato dell'arte in questo senso? Ma io informo la signora in questo senso, che effettivamente la mia, cioè la misura di inclusione attiva, le domande di accesso al MIA si sono dovute interrompere proprio a novembre 2018. Si sono dovute interrompere perché attendiamo, anche la Regione Friuli Venezia Giulia attende che il governo, quindi centralmente, parta il programma di reddito di cittadinanza. Nel frattempo anche noi del Movimento 5 Stelle stiamo sollecitando la Giunta regionale, quindi il Presidente Fedriga, affinché nelle more di questi due provvedimenti e quindi nel termine di fatto dell'accettazione delle domande MIA e fino a che non partirà il reddito di cittadinanza previsto per la prossima primavera 2019, nel frattempo la Regione stessa adibisca dei fondi di sostegno al reddito per tutti coloro che avrebbero voluto accedere al MIA, ma siccome il MIA è stato interrotto non possono più accedervi, e quindi si parli di un reddito, di un REI, di un reddito di inclusione temporaneo, proprio tra la sospensione del MIA e l'attesa del reddito di cittadinanza, proprio per non lasciare scoperti le fasce più deboli, infatti. Non solo qui in Regione, ovviamente. Ecco che anche il Movimento 5 Stelle si sta appunto adoperando per sollecitare la Giunta regionale, quindi il Presidente Fedriga, affinché intervenga tra le more di questi due provvedimenti. Benissimo, quindi speriamo insomma, che ci sia questo provvedimento tampone, chiamiamolo così, insomma, tra una misura e l'altra, poi ricordandolo ancora una volta in attesa del reddito di cittadinanza, che dovrà essere qualcosa di diverso, no? Sarà qualcosa di completamente diverso, l'abbiamo anche detto nel corso di questa trasmissione, dovrà essere un sostegno proprio per chi ha perso il lavoro ma vuole e può ed è in grado di rientrarci in questo mondo del lavoro. Esatto, il reddito di cittadinanza è un programma estremamente complesso, naturalmente ha dovuto e deve tuttora combattere contro la semplificazione dell'informazione e della comunicazione, che diciamo la parte molto probabilmente più aggressiva della comunicazione e dell'informazione vuole la traduzione di reddito di cittadinanza è rimanere stesi e sfaccendati per tutta la propria giornata percependo comunque un reddito. Che non è pochissimo, insomma, non ovviamente nessuno ha intenzione di far percepire a degli sfaccendati un reddito. Mi pare che sia evidente, ma nonostante questo combattiamo quotidianamente per convincere le persone che non è così. È un programma complesso ed è un programma sociale, soprattutto complesso, perché ha svariati obiettivi. Naturalmente il primo obiettivo è riuscire attraverso
una quanto più efficace ricerca del lavoro, dare il lavoro alle persone che non ce l'hanno, non l'hanno mai avuto oppure sono uscite dal mondo del lavoro perché avevano perso le qualifiche o semplicemente perché le aziende, vuoi la crisi, hanno chiuso. Quindi è un programma che ha degli obiettivi sociali estremamente ambiziosi. Nel frattempo, il reddito di cittadinanza dice che nel frattempo che tu stai cercando lavoro e quindi ti stai formando e lo stai materialmente cercando, io ti sostengo attraverso un reddito di cittadinanza, appunto. Chiaro. Ma per fare in modo che io Stato riesca ad erogarti questo assegno di reddito di cittadinanza, tu mi devi dimostrare la tua volontà certo. nel qualificarti o riqualificarti. Non stando disteso sul divano. Non stando disteso sul divano. Nulla facendo. Quindi tu devi frequentare dei corsi di formazione che ti qualifichino professionalmente o che ti riqualifichino professionalmente. Quando hai del tempo libero, devi comunque garantire un minimo di 8 ore per lavori socialmente utili. Quindi io Stato voglio che tu, cittadino, al quale io sto erogando il reddito di cittadinanza, ti rivolga al tuo comune, il comune dove vivi, e tu dia la tua disponibilità affinché il tuo comune possa contare su di te per effettuare dei lavori che altrimenti al comune costerebbero tantissimo. È chiaro, d'accordo? quindi Quindi i lavori socialmente utili che Come sono... vedete, il reddito di cittadinanza è molto più che l'erogazione di un semplice assegno affinché tu viva, che già di per sé questo potrebbe essere nobile, ma non è nell'obiettivo del governo e non è nell'obiettivo contenuto nel reddito di cittadinanza. Allora speriamo di contribuire a far passare insomma, questa informazione in modo completo. Allora abbiamo una telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto? Buongiorno. Allora sono, e giuro alla Laura, nostra mamma, Francesco Ferfoglia, nuovamente. Sono Francesco Ferfoglia, che sino a Pasqua poi... No, continui a chiamarci, per carità, non si preoccupi. Quando vado negli Stati Uniti vado spesso, a Pittsburgh e New York. I miei amici, soprattutto quelli di New York, quelli di origine anche Giuliano Dalmata, mi suggeriscono e mi dicono smile every time, sorridi sempre, don't worry, be happy. E quando sento l'ospite dire certe cose, ad un certo momento mi passerebbe l'allegria, ma comunque ognuno ha le proprie idee personali, la democrazia serve anche per questo. Altrimenti noi avremmo una dittatura totale. Comunque il motivo per il quale intervengo di nuovo è perché sempre nelle rimembranze di quando andavo per mare e di quando risalivo il Mississippi per attività commerciali, in un'occasione abbiamo dovuto ancorare la nave prima di New Orleans e ancorarla perché avevamo caricato all'Anice di Ravenna fosfati, e i fosfati, si sa, sono altamente esplosivi, e quindi abbiamo dovuto rimanere all'ancora sul Mississippi. Però quello che mi meraviglia, stando a quello che è il messaggio dei 5 Stelle, è che ho visto tanti coccodrilli sul Mississippi e non ho visto nessun navigator. Che i coccodrilli abbiano mangiato i navigator? Domanda. Saluti, arrivederci. Vabbè, insomma, grazie anche per questo suo ricordo personale, buona giornata. Insomma, dice che ha visto tanti coccodrilli, ipotizza che abbiano mangiato i navigator. Non abbiamo capito bene la critica al provvedimento, però insomma sembra che proprio non lo convinca il nostro telespettatore questo provvedimento. Sì. Non ho capito, nel senso, io capisco che dietro c'è un'allegoria.
non sono riuscito a tradurre. Non l'abbiamo colta, sì. Non sono riuscito a tradurre questa allegoria. Senz'altro c'è un'altra cosa che non ho capito, cioè dov'è nella mia esposizione che faccio così tanto ridere Francesco. Comunque sia, ad ogni buon conto, Francesco, io ho capito che lei è in salute, gira il mondo, ha degli amici che le sono rimasti negli Stati Uniti, dove ritengo lei abbia lavorato, e quindi la ritengo per questo una persona fortunata. Si ricordi nei suoi viaggi che esistono delle persone non proprio così fortunate come lei, Francesco, ai quali questo governo sta cercando di dare qualche piccolo aiuto. Grazie comunque, Francesco. Allora, un'altra telefonata subito. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Allora, io parlo per esperienza personale, perché tempo fa ho dovuto lasciare il lavoro per motivi personali e chiaramente mi sono poi in un secondo momento rivolta al centro per l'impiego qui a Trieste. Allora, intanto, a parte dopo le ore di fila, eccetera, il colloquio mi è stato fatto da una persona che poteva essere, se non mia nipote, mia figlia, cioè una persona che non so quanta competenza poteva avere. Tant'è questo che è uno dei problemi. Ecco, tant'è che avevo detto determinate cose, alla fine ho avuto un'unica chiamata che era proprio l'unica che avevo escluso, perché io di certe cose non capisco, pur essendo nel settore di certe cose no, e per cui ho dato tutto a niente. Dopodiché, dopo 5 anni mi è stato detto che siccome io non ho avuto una frequentazione attiva, non ho fatto ricerca attiva, eccetera, praticamente decadeva la possibilità di continuare a essere iscritti al centro impiego, perché io lo facevo per chiedere giustamente l'esenzione per le visite, eventualmente qualcosa relativo alla sanità. Certo. E quindi adesso io mi trovo a distanza di anni che comunque mi devo pagare tutte le varie cose che succedono, cioè gli esami, quello che uno deve fare nella vita normale, e per cui trovo che prima di introdurre questo reddito di cittadinanza ci dovrebbe essere un qualcosa che magari per un periodo, non so, che può essere 6 mesi o un anno, si preoccupi, come dicevo anche prima, di formare le persone che fanno queste selezioni, perché se giustamente uno di 20 anni cosa può capire? Cioè, è arrivato là magari per grazia ricevuta e di conseguenza finché ci sono questo tipo di persone non ha senso, perché il reddito non verrà mai messo in corsa, diciamo. E poi un'altra cosa, non trovo giusto il fatto di poter rifiutare 3 possibilità, almeno se non cambierà, perché se io cerco lavoro e ho voglia di lavorare o ho bisogno di lavorare, se tu mi dai, se io sono infermiere e mi dai un lavoro da saldatore, capisco che anche no, ma non dovrebbe succedere se c'è un centro qualificato. E di conseguenza se tu mi dai la possibilità di lavorare quantomeno nell'ambito di quello che io ho fatto nella vita, non vedo perché devi rifiutare, perché a quel punto la malafede è evidente. Solo questo. Capito, comunque sì, c'è un limite, diciamo, anche alla possibilità, no, di rifiutare un lavoro. Grazie comunque, buona giornata, è interessante anche questa telefonata. Sono d'accordo con tutto quello che ha detto la telespettatrice. Come si chiama? Non mi ricordo. La telespettatrice anche non ha detto il suo nome, ok, però va bene. Sono completamente d'accordo, nel senso che è un punto 1 affrontato dalla nostra amica. Certo, prima di far partire i centri per l'impiego e quindi il programma di reddito di cittadinanza è necessario formare le persone che andranno a occupare i centri per l'impiego, in modo che a loro volta queste persone formate siano capaci e abili di mettere in connessione la giusta domanda con la giusta offerta di lavoro. È un lavoro anche questo, no? Non dimentichiamolo. È un lavoro anche questo, ed è un lavoro estremamente delicato, oltre ad essere estremamente sofisticato. È vero, ed è importantissimo per il buon funzionamento di tutta la macchina. Di conseguenza, è fondamentale per il funzionamento di tutta la macchina, anzi è il motore di tutta la macchina, perché da questa cosa
cioè dall'individuare le persone più adatte ad essere inserite nei centri per l'impiego, partono tutte le altre conseguenze di cui parlava anche la nostra telespettatrice. Cioè, è ovvio che se io sono un infermiere che sta cercando lavoro, non deve essermi prodotto dal centro per l'impiego, proposto dal centro per l'impiego un lavoro da saldatore. Questo è lapalissiano, certo. È lapalissiano. Però un po' quello che è successo sembra di capire un po' alla signora, no? Certo, è perché ma questa cosa qui avevo detto no, e qui entriamo a piè pari nel problema. Esatto, qui entriamo a piè pari nel problema, perché finalmente, al di là dei due simpatici pensionati che ci hanno chiamato prima, qui finalmente ci ha chiamato una persona che probabilmente sarà fruitrice del reddito di cittadinanza, cioè una persona che si reca nei centri per l'impiego a cercare lavoro. Questa persona si è recata, la sua testimonianza è: mi sono recata nel centro per l'impiego di Trieste e non ho ottenuto sostanzialmente ciò che volevo, anzi probabilmente è stata anche distorta quella che era la mia professionalità. Verissimo, difatti il programma dei centri per l'impiego parte necessariamente da una riforma dei centri per l'impiego, proprio perché questo governo è convinto che l'attuale sistema dei centri per l'impiego non funzioni fondamentalmente. E c'è un ulteriore dettaglio che io aggiungerei prendendo spunto proprio da quello che ha detto la signora, cioè io cerco un lavoro e voglio lavorare. Verissimo, e bisogna dare una risposta e questa risposta deve essere quanto più efficace possibile. Aggiungo un elemento di sensibilità e di compassione, ma nell'accezione più alta del termine compassione, cioè prendersi cura di. Noi vogliamo, e spero veramente che non subito, ma nel corso degli anni sia possibile, noi vogliamo che i centri per l'impiego e quindi questo soggetto che mette in contatto la domanda e l'offerta sia per tutti coloro che cercano un lavoro o ricercano un lavoro la possibilità di rimettersi in gioco e a loro venga proposto non la prima cosa che capita sul tavolo, d'accordo, ma gli venga proposto qualcosa che cerchi, che gli dia proprio la possibilità di rimettersi veramente in gioco dicendo: guarda che stiamo cercando proprio te, abbiamo proprio bisogno delle tue competenze, non sei tu che stai cercando noi, ma siamo noi che stiamo cercando te. Questo è un elemento basico, fondamentale, che può veramente ricostruire un intero tessuto sociale che oggi è estremamente debole e fiaccato. Un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono la signora Cinzia, di nuovo, buongiorno, perché ha cambiato un saluto al deputato delle 5 Stelle qui. Buongiorno. Niente, io volevo farle alcune domande. Quando verrà fatta la regola che si taglino un pochino i vitalizi delle persone che prendono 100.000 euro al mese, che è scandaloso, perché io ho versato dei contributi, sono ridotta a vivere con 280 euro ed è veramente uno scandalo. Sì, a qualcuno sui 2.000 euro l'hanno toccati, ma dovrebbero toccare quelli che non hanno versato i contributi e vivono con 100.000 euro al mese. E poi un'altra domanda riguarda anche una mia modo di pensare. Volevo solo dirle che il sostegno reddito è una cosa veramente molto buona che hanno fatto. L'unica cosa che in certi casi hanno praticamente dato il sostegno reddito con una quota che si potevano pagare l'affitto e le bollette e il resto prenderli in mano. Per certe persone non è il massimo, perché io le posso garantire che ci sono certe persone che insomma come prendono il sostegno reddito sono alle macchinette e se li giocano. Per cui su certe persone secondo me era darglieli ma non dargli niente in mano, che si facciano la spesa e si paghino le bollette e l'affitto. Invece così su un tanto
ora io dico una cifra così, ma su 400 euro 150 le vengono date in mano, 200, non so quanti sono, ma io le posso garantire, li vedo con i miei occhi. La prima cosa che fanno quando li prendono sono alle macchinette e non sono stati dati a certe persone perché magari facevano un piccolo nucleo. Per cui questa cosa è una cosa validissima che hanno fatto. Con certe persone non dovevano darglieli in mano e questo è proprio garantito. Vincolarli, volevo solo dire queste due cose. Tipo di acquisti. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e grazie. Grazie a lei Cinzia, buona giornata. Allora, fra l'altro c'è anche un'inchiesta sul piccolo proprio oggi sul gioco d'azzardo, su questa piaga delle macchinette in cui sembra che un giovane su 5 in Friuli Venezia Giulia sia caduto insomma, in questo tunnel, no, del gioco. Si parla di un business da 1.300.000 euro tra sale slot, ricevitorie, bingo eccetera. Insomma, Ma allora due cose importantissime, signora Cinzia. Innanzitutto i vitalizi. Lei parla con una persona che, finita questa trasmissione, corre in ufficio presso il Consiglio regionale, andrà a firmare e depositare la proposta di legge sui vitalizi, sul taglio definitivo ai vitalizi e quindi ridurre naturalmente le erogazioni più alte e fare in modo, tra l'altro, che queste erogazioni lecite vengano percepite al momento del pensionamento secondo le leggi vigenti sul pensionamento, che mi sembra un fatto di estrema giustizia. Finito qui, corro in ufficio a depositare questa proposta di legge di cui sono tra l'altro molto orgoglioso insieme ai miei colleghi del Movimento 5 Stelle. In regione? In regione, esattamente. La regione ne ha competenza e quindi noi proporremo la nostra proposta di legge. Per quanto riguarda il sostegno al reddito, sì, è fondamentale, è declinato per quanto concerne questo governo in reddito di cittadinanza, come erogare il reddito di cittadinanza per evitare proprio gli abusi o il malfunzionamento, ecco, il cattivo uso del reddito di cittadinanza. Sono allo studio le cosiddette social card, nel senso che c'è già stata un'esperienza che funziona sulle social card e quindi accreditare il reddito di cittadinanza in un tesserino, proprio per evitare le disfunzioni e il cattivo uso di cui parlava la signora, cioè ti verso dei contanti e tu non fai altro che utilizzare questi contanti per giocarteli alle macchinette. Quindi è un reddito di cittadinanza che verrebbe distorto, cioè io voglio aiutare le persone e invece aiuto le persone ad autodistruggersi e quindi ad attivare politiche nichiliste sostanzialmente. Per quanto riguarda il gioco d'azzardo e quindi le macchinette, le slot machine, eccetera, eccetera, è uno dei grandi temi proposti dal Movimento 5 Stelle, nel senso che la sua diffusione è una piaga, è una diffusione trasversale, riguarda tutte le età e tra l'altro tutte le classi sociali, nel senso che nel momento stesso in cui vieni vinto dal demone del gioco è difficile uscirne e questo demone riguarda tutte le classi sociali, non necessariamente le classi povere. Noi dobbiamo registrare qui in Regione Friuli Venezia Giulia una tremenda sconfitta del Movimento 5 Stelle, in quanto proprio lo scorso martedì il Movimento 5 Stelle ha portato in Consiglio regionale una mozione in cui si discuteva proprio la regolamentazione del gioco d'azzardo e dell'utilizzo delle slot machine molto spesso nei retrobottega dei bar per cercare di limitarne l'utilizzo o comunque per disincentivare gli esercenti ad utilizzare, no? Ad allestire i propri bar con queste macchinette. Purtroppo ripeto, il Movimento 5 Stelle in Regione Friuli Venezia Giulia con una mozione del mio collega Andrea Ussai ha ricevuto una sonora sconfitta, cioè un no
forte, deciso dalla giunta regionale e della sua maggioranza, hanno bocciato l'emendamento. E questo è un peccato, sicuramente proprio tenuto conto dei dati che ci dà oggi il Piccolo in questo viaggio tra sale slot, ricevitorie, bingo e quant'altro. Insomma, si parla di diciottenni, ma anche signore, pensionati, insomma, è vero, riguarda un po' tutte le fasce d'età e di reddito. Allora, abbiamo un'altra telefonata, mi pare, quindi la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Buccarella, buongiorno al suo ospite. Buongiorno a lei. Allora, io volevo dire più di qualcosa in merito, non so se riuscirò, perché non ci sono solo per l'aiuto, io parlo adesso per il reddito di cittadinanza, non ci sono solo i lavoratori che non hanno, le persone che non hanno lavoro, ci sono anche i pensionati che hanno una pensione minima, ci sono i lavoratori che lavorano a 3,5 euro, 4 delle cooperative all'ora e arrivano a 500 euro al mese. Questi sono anche delle persone che pur lavorando, pur essendo pensionati, non arrivano alla fine del mese. Io per esempio prendo 780 euro al mese di pensione, sono una pensionata, però non mi sembra giusto, io che ho pagato i miei contributi tutta la vita e sto ancora arrabattandomi a casa, no? Perché non... che non ha voglia di lavorare, perché ce ne saranno tanti, mi permetta, sarò razzista, ma da Bologna in giù ce ne saranno tanti che non avranno, che avranno questo reddito e non cercheranno un lavoro. Anche i lavoratori che adesso guadagnano 500 euro al mese se ne staranno a casa per avere l'aiuto al reddito, e a loro non do torto. E poi volevo anche parlare di un'altra cosa. Adesso però c'è il Natale, e da ottobre, mi ha detto lei, è stato tolto l'aiuto al reddito, però ci sono famiglie con bambini piccoli che mangiano anche novembre, dicembre, gennaio, febbraio, e anche c'è il Natale. Difendiamo tanto questi bambini, però non pensiamo ai loro, diciamo pure, diritti di essere bambino, festeggiare il Natale, festeggiare San Nicolò, festeggiare queste cose qua. E poi volevo ancora una cosa sola dire a proposito del gioco d'azzardo. Più che le slot machine, io vedo persone anche in pantofole e vestaglia, e tantissimi giovani, anziani e tanti, con quei strabenedetti gratta e vinci che costano anche 10 euro all'uno e sono finanziati dallo Stato. Grazie. Grazie signora, buona giornata. Insomma, tanti temi anche nella telefonata della signora, di cui non ricordo il nome. Allora, partendo dagli uffici di collocamento, no? Poi... Sì, devo dire che la signora ha toccato talmente tanti temi, sì, che si potrebbe anche stilare un glossario di carattere sociologico, nel senso che io potrei rispondere alle domande della signora facendo un discorso molto ampio di società, di visione e di sociologia, perché è indubbio che le società moderne producono delle distorsioni, è fuori discussione. E quanto più sofisticate sono queste società moderne, tanto più sono forti le distorsioni. Sappiamo che gli anni 70 e gli anni 80 le società che si erano ormai travolte dal modernismo e dalla modernità hanno prodotto delle piaghe, la principale naturalmente era la droga e le dipendenze da droga. Oggi questa piaga non è vinta, infatti esistono delle droghe ancora più sofisticate che non abbattono immediatamente ma danno un'enorme carica, e sembra che sia quella carica necessaria per affrontare la complessità. In realtà è solamente un cane che si morde la coda, cioè entriamo in una spirale viziosa anziché virtuosa. Il gioco d'azzardo è una di queste piaghe prodotte dalla società. Dentro diciamo, l'esame psicologico del gioco d'azzardo e quindi del giocatore d'azzardo noi troviamo tante componenti. Troviamo la ricerca di riscatto,
troviamo la voglia di diventare ricchi per accedere tutta quella serie di bisogni materiali che non possiamo mantenerci, ma che però i mass media ci bombardano. Oggi, se non hai un telefonino di ultima generazione, sei ai margini stessi della società. Quindi la società sta producendo delle distorsioni e noi siamo vittime di queste distorsioni. In un siffatto contesto così ampio ed eterogeneo, da dove si inizia? Perché sostanzialmente la signora dice, no? Da dove iniziamo? È difficile trovare il bandolo della matassa. Infatti. Allora, a parere mio, si dovrebbe iniziare laddove si inizia sempre, cioè dall'educazione e quindi dalla scuola. E quindi sarebbe il primo passo questo. Esattamente. E non è detto che anche le persone più adulte non possano tornare a scuola, magari facendo dei corsi di formazione che gli permettano di affrontare la complessità. Ma sicuramente quelle persone adulte, e quindi sto parlando di chi oggi ormai ha più di 50 anni, e come si diceva prima, un po' come si è detto tutta questa interessantissima mattinata, sono stati espulsi dal mondo del lavoro per n motivi, sono quelle le persone da cui questo governo ha deciso di ricominciare. Perché quelle persone che fino a non troppo tempo fa, sto parlando di 10, forse 15 anni fa, erano esattamente l'architrave della nostra società, cioè i cinquantenni erano l'architrave della nostra società, quelli che avevano raggiunto una posizione, quelli che erano ancora performanti, quelli che conoscevano il sapere. Nelle professioni erano i cinquantenni che conoscevano il sapere, i chirurghi arrivavano all'apice della propria professionalità a 50 anni. E questo avveniva non 1000 anni fa, ma 10, forse 15 anni fa. Oggi quei cinquantenni noi li troviamo fuori dal mercato del lavoro. Ecco, allora da dove iniziamo? Qual è il bandolo della matassa? Ce ne potrebbero essere 1000, noi ne abbiamo individuato uno. Ed è quella generazione lì, perché noi pensiamo che salvando quella generazione lì, noi ne salviamo almeno altre 2. Quella che poggia su quella generazione lì e quella che verrà dopo quella generazione. Quella dei figli, quella dei figli, perché colpendo il cinquantenne, chiaramente chi ne va a discapito oltre il cinquantenne stesso? La sua famiglia. La sua famiglia, è chiarissimo, certo. Allora, abbiamo un'altra telefonata, sono molto numerose anche in questa seconda parte della nostra trasmissione. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei signora Buccarella e buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Io volevo dire intanto al suo ospite che apprezzo molto il suo modo di parlare, pacato, tranquillo, che non è una cosa da tutti. Non è da tutti. Intanto volevo premettere questo. Bene. Poi quello che volevo dire anche al suo ospite, io capisco bene che i centri per l'impiego non funzionano. Io se fossi nel governo punterei a rinforzare piuttosto le agenzie interinali, piuttosto che i centri per l'impiego, perché secondo me per i centri per l'impiego ci vorrebbe più tempo per metterle a posto, trovare più persone anche da lavorare dentro, perché da quello che ho capito manca anche personale che lavorino dentro al centro per l'impiego, ce ne sono poche. Invece le agenzie interinali sarebbe una cosa diciamo quasi completa, basterebbe solo che facciano il lavoro di cercare le persone che serve per il mondo del lavoro. Poi io dico una cosa, la domanda c'è, ma l'offerta di lavoro è congrua alla domanda? Mi chiedo questo, cioè secondo me c'è troppa richiesta di lavoro ma c'è poca offerta di lavoro. Per i cinquantenni e i quarantenni che adesso sono fuori dal mondo di lavoro, io parlo anche nel mio caso, io facevo dei lavori che adesso sono quasi scomparsi. Facevo il falegname, facevo il fabbro. Adesso non c'è più richiesta di queste persone qua. Adesso si ricerca lavori nuovi, come ha detto lei prima, industria 4.0, cioè si cercano delle figure nuove. Al giorno d'oggi secondo me una figura importante è uno che sa usare il computer,
che sappia lavorare negli uffici. Una persona come me, che ha lavorato sempre come nel lavoro terziario, che ho fatto anche il panettiere, cosa potrebbe lavorare al giorno d'oggi? Che lavoro potrebbe fare? Io vado a fare i corsi e tutto, e dopo mi trovo sta carta in mano, ma poi se non trovo nessun sbocco di lavoro, sono andato a fare un corso, per l'amor di Dio, e dopo sono a casa di nuovo, sono a gravare di nuovo sull'assistenzialismo. Quindi io dico una cosa, bisogna anche cercare di fare le cose ma con senso. Poi anche un'altra cosa le chiedo, dopo mi taccio, cosa ne pensa adesso di questa cosa che sta succedendo in Francia, di questi gilet gialli, che hanno dei punti che secondo me sono molto simili ai vostri, che avete proposto come Movimento 5 Stelle, che però quello che mi dispiace è che adesso il Movimento 5 Stelle, rispetto a quello che aveva promesso prima di essere al governo, è stato molto ma molto ridimensionato, tipo reddito cittadinanza. Si parlava di altri soldi che venivano dati, ma adesso sembra che verranno dati dei spiccioli. Ecco, grazie mille, arrivederci, buongiorno. Problemi di non poco conto al nostro ospite, allora grazie intanto e buona giornata anche a lei. Io non so se oggi particolarmente abbiamo scatenato queste domande interessantissime, infatti, sono molto ma che riguardano più che delle domande, sono delle riflessioni. Delle considerazioni proprio. Sono delle riflessioni in cui ci chiediamo da dove veniamo e da dove stiamo andando. Quindi sono estremamente interessanti e non so, spero di essere stato io stesso a scatenare questa curiosità nel dove stiamo andando. Bene, cerco di rispondere piano piano. Allora, sempre nell'ambito lavoro, questo telespettatore diceva: ci sono le agenzie per il lavoro interinale che funzionano molto bene. E quindi perché andare a formare? E quindi perché andare a pensare ad una ristrutturazione dei centri per l'impiego che sarebbe molto costosa e ci metterebbe anche molto tempo. No, io intervengo immediatamente in questa considerazione partendo da ciò che ho detto prima, nel senso che i centri per l'impiego sono di nostra proprietà, sono pubblici. Queste sono private. Sono pubblici, io non posso come pubblico non mettere mano a qualcosa che non funziona. Quello sarebbe vero assistenzialismo. So che c'è quella cosa che non funziona, ma che comunque mi tiene bene o male occupati circa 8.000 persone in questo paese. Vabbè, lasciamola andare alla deriva o nella migliore delle ipotesi a un lento spegnimento. Assolutamente no, io devo, pubblico, prendere in mano ad una cosa che non funziona e a farla funzionare. Questo è un obiettivo principale, persino etico del pubblico. È un obiettivo etico del pubblico. Ciò non toglie, come ho detto prima nell'esempio, che io farò di tutto e lo farò nel mettere a posto l'autovettura che in questo momento è in garage e non funziona. Quell'autovettura io la farò uscire dal garage e la farò viaggiare al meglio delle sue possibilità. E come succede nella vita di tutti i giorni, posso anche prendere il taxi, perché per certi percorsi decido di non affidarmi alla mia macchina ma a prendere il taxi, soprattutto nei percorsi tortuosi cittadini dove viaggiare con la propria macchina non è sempre la migliore delle soluzioni possibili. Che cosa voglio dire con questo? Che io, pubblico, rimetterò a posto i centri per l'impiego, ciò non toglie che le agenzie di lavoro interinale rimarranno in piedi e soprattutto la parte più interessante di ciò che viene fornito dalle agenzie del lavoro interinale, cioè la formazione professionale, sarà lì che il centro per l'impiego, quindi il pubblico, andrà ad attingere alla formazione professionale già contenuta nelle agenzie per il lavoro interinale. Quindi si dovrà lavorare
necessariamente in stretta sinergia fra queste due entità. Ma credetemi, non posso permettermi io pubblico di non mettere a posto una cosa che non funziona e che è mia. Di sua proprietà, insomma, è chiaro, è di tutti noi. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno Laura. Buongiorno, e buongiorno al suo ospite, che veramente devo fare tanti complimenti per il suo modo di esporre le cose in modo così chiaro, capibile a tutti. E grazie per questo. Ci fa piacere, lo inventeremo di nuovo. Il mio problema diciamo anche familiare. Abito con mio figlio che purtroppo è disoccupato da tanto tempo. E nel caso del reddito di cittadinanza lui è escluso perché fa reddito con la famiglia. Questo è un grosso problema, perché lui non può andare ad abitare da solo perché non avendo reddito non può mantenersi, è obbligato a stare in famiglia. In famiglia l'ISEE supera quel limite per avere anche un domani il reddito di cittadinanza. E qui è il gatto che si morde la coda, no? Che non riesce. Capito. E come si fa in questo caso? Lo mando fuori di casa a dormire, non so, in strada per avere il reddito di cittadinanza. Quanti anni ha suo figlio, signora? Prego? Che età ha suo figlio? 33 anni. 33 anni. Grazie, allora che cosa può fare la signora? Poi tra l'altro volevo dire ancora una cosa, sì? Ha fatto corsi di formazione, sta facendo volontariato, ha fatto di tutto e di più. Per lui non esiste un lavoro. Ha fatto il percorso Garanzie Giovani, contratto People, neanche un'offerta di lavoro. Avevano assicurato che a questi giovani trovavano delle aziende in grado di poter fare almeno questo percorso di 6 mesi con contratto People. A un dato momento hanno detto: adesso voi avete questa carta in mano, cercatevi delle aziende che vi faccia fare questo. Lui ha mandato curriculum, io penso a tutta Trieste, non è stato uno che ha risposto a questo. Capito. È una situazione in cui si trovano tanti ragazzi, tanti giovani, anche magari adulti che magari proprio ormai a 33 anni si è giovanissimi al giorno d'oggi, però insomma potrebbero essere comunque già in pieno nel mondo del lavoro, invece fanno davvero fatica a entrarvi. Grazie intanto signora, buona giornata e auguri anche a suo figlio. Che cosa può fare la signora anche per risolvere il problema del figlio a carico, del nucleo familiare, che poi non darebbe diritto al reddito di cittadinanza eventualmente, no? Sì, la signora ha acceso un focus in quello che è effettivamente un problema, ma non è una distorsione della legge a venire, è un problema più che altro generazionale, che la legge forse non riesce perfettamente a interpretare, perché uno degli elementi, come noi ben sappiamo, del reddito di cittadinanza è l'indicatore della situazione economica equivalente, cioè l'ISEE, quella che da credo quasi 20 anni viene erogata e codificata dai centri di assistenza fiscale, no? In cui c'è la fotografia della situazione familiare nel suo complesso, quindi non solo parentale, non solo immobiliare, ma anche reddituale. Effettivamente, dentro questa fotografia contenuta nell'ISEE, la situazione mamma, papà e figlio ultra trentenne, d'accordo, e quindi a carico dei genitori, anche se fiscalmente non più a carico, perché lo si è fiscalmente fino ai 25 anni. Fino ai 25, certo. Non fiscalmente a carico, ma contenuto dentro quella fotografia, effettivamente quella fotografia che deve essere un insieme, il contenuto di un insieme, provoca la distorsione della realtà, che la realtà è 2 genitori, probabilmente in pensione, che mantengono un figlio che non trova lavoro. Che non siamo, diciamo, al limite
io credo, anzi ne sono convinto, al limite di quel ceto sociale, che aderisce dei benefici contenuti dentro l'ISEE. Esatto. È una situazione brutta, sicuramente difficile per il figlio che non trova lavoro e per i genitori che vedono un figlio che non trova uno sbocco. Per quanto si impegni poi, per quanto si impegni, che ha aderito a tanti progetti. Esattamente. No? Quindi... Diciamo che in questo senso questa qui è una situazione in cui io ritengo non si debba, o non è la migliore delle ipotesi, evocare un reddito di cittadinanza per aiutare questo, come molti altri ragazzi, a trovare uno sbocco. Io penso, provenendo io dal mondo del lavoro e in particolar modo dal mondo delle professioni, io penso che ci sia qualche errore nei percorsi intrapresi da questo ragazzo nella ricerca del lavoro e nel come e dove si è formato. Piuttosto che, diciamo, ripeto, invocare degli strumenti che codifichino la situazione di questa famiglia in particolare, ma di come tante altre famiglie più in generale. Credo, io mi permetto di poter dire, che è stato compiuto qualche errore nello scegliere la formazione adeguata a quelle che sono le proprie caratteristiche personali. Credo di poter dire questo perché le statistiche ci dimostrano che si compiono degli errori nell'intraprendere i percorsi di formazione, perché prima di intraprendere un percorso di formazione è necessario fare con se stessi un vero e proprio bilancio delle competenze, di cui non bisogna tener semplicemente conto di ciò che si sa fare, di ciò che non si sa fare, ma bisogna anche tener conto di quelle che sono le proprie legittime ambizioni e che distanza c'è tra le proprie legittime ambizioni a quelle che sono poi il fulcro di tutto, che sono le nostre attitudini personali ed individuali. Allora, so che c'è un'altra telefonata, la sentiamo subito, poi dobbiamo dare spazio alla pubblicità per poi andare alle battute finali della trasmissione, che è già arrivata quasi al termine. Sentiamo subito il telespettatore o telespettatrice. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Patrizia. Patrizia, buongiorno. Io sono una psicologa del lavoro ecco, e quindi ho avuto modo anche di, come dire, confrontarmi direttamente con diciamo, l'argomentazione che riguarda la selezione del personale. Allora, avendo anche avuto una esperienza di formatrice quando c'è stata il passaggio tra i centri per l'impiego diciamo della provincia a regione, uno dei problemi che io ho rilevato è dettato dall'effetto della riforma Biagi, nel senso che la riforma Biagi ha creato tutta una serie di agenzie del lavoro interinale. Le aziende, invece di rivolgersi direttamente ai centri per l'impiego, spesso formulano la richiesta direttamente alle agenzie del lavoro interinale. Allora, è chiaro che le agenzie si sono ingrossate anche a Trieste, mi ricordo una volta c'era solamente Manpower e poi si sono come dire, arricchite, Umana, Job Metis, eccetera, eccetera. Il problema qual è? Il problema è che ovviamente tagliando fuori il centro per l'impiego non si trova neanche nella situazione di capire quali sono i bisogni delle aziende per quanto riguarda le risorse. Quindi se le agenzie del lavoro interinale, oltre a fare la selezione per quanto riguarda i loro tra virgolette clienti, utenti da mandare in azienda, fanno anche selezione per come dire a tappeto, è chiaro che nessuno va al centro per l'impiego, questo è un problema. Allora, dal mio punto di vista bisognerebbe formulare una specie di
non so, decidere che nel momento in cui le aziende hanno bisogno di risorse, di persone, devono prima di tutto rivolgersi ai centri per l'impiego e dopo che possono anche collaborare con le agenzie del lavoro interinale, però sappiamo anche che perché lì ci sono anche le competenze, per modo di dire, perché io sono andata a un'agenzia del lavoro interinale e mi hanno detto mi consegni il curriculum e vada via. Cioè nel senso che un minimo di bilancio delle competenze, come è stato appena spiegato, non viene proprio non viene fatto. Allora bisognerebbe creare una banca dati di curriculum diciamo da parte del centro per l'impiego, in modo che in base a delle chiavi d'accesso, oltre alle competenze di tipo tecnico, ci siano anche tutte le competenze, quelle che vengono chiamate le soft skill, cioè le capacità che hanno le persone di inserirsi anche in contesti diversi. Questo è il mio punto di vista e volevo sapere che cosa ne pensa lei. Grazie, grazie e buona giornata Patrizia, grazie per questo suo contributo interessante appunto da parte di una sono contentissimo contentissimo che tutto ciò che abbiamo detto stamattina qui sia stato in qualche modo avvalorato. È vero, da una professionista. Da una professionista ed è proprio quello di cui abbiamo parlato, è stato il filo conduttore dei ragionamenti fatti tutta la mattina, cioè la professionalità. La professionalità. Nei centri per l'impiego servono delle professionalità. Verissimo. E queste professionalità sono indispensabili per dirottare poi le persone che si affacciano ai centri per l'impiego nella soluzione più giusta. Non sono ancora pronto? Formati in questo senso. Quali sono le tue caratteristiche? Quali sono le tue attitudini? Quali sono le tue soft skill? Era una parola che stamattina non volevo usare, però è stata usata e ne sono contento, quindi vuol dire che abbiamo volato alto stamattina. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui parlava l'ascoltatrice, gli obiettivi che si è posto il governo con i centri per l'impiego sono esattamente quelli, cioè professionalizzare le persone dentro i centri per l'impiego. È vero che dalla legge Biagi in poi, fino all'apice mostruoso raggiunto con il Jobs Act di Renzi, le agenzie per il lavoro interinale sono letteralmente esplose. Ma ricordatevi una cosa, sono esplose esattamente come diceva la nostra ascoltatrice, non tanto per la selezione del personale, perché anche questi qui ti affacci lo sportello, gli dai il curriculum, arrivederci e grazie. Sono esplose, cioè le aziende ricercano i servizi delle agenzie per il lavoro interinali, intesi come tutta la gestione della contrattualistica che poi ci sta dietro e che le imprese non vogliono accollarsi, giustamente non vogliono accollarsi perché è un ginepraio. È vero. Quindi l'azienda di che cosa ha bisogno? Ha bisogno, nella grande maggioranza delle ipotesi, di individuare una persona, spesso on demand, non una persona strutturata, una persona, quindi personale dipendente on demand, ma non vuole accollarsi dietro tutta la burocrazia che ci sta. Le complicazioni. Con i contratti, con la gestione del personale amministrativa, quindi con le buste paga. Difatti, molti interinali rimangono in carico, rimangono proprio in quello che una volta, ma ancora oggi si chiamava libro paga dell'agenzia interinale. Allora, ci fermiamo per una brevissima pausa, poi ci rivediamo per i saluti finali. A fra poco. Bentornati in diretta, solo qualche secondo per salutarci. Allora, io ringrazio molto Mauro Capozzella per essere stato con noi, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito e lo invito nuovamente a venire a una nuova trasmissione. Senz'altro, grazie a voi, grazie agli ospiti che sono intervenuti da casa e io ritorno con grande piacere. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e Sveglia Trieste torna puntuale domani mattina alle 7. Grazie e buona giornata.